PR! Vieni a ballare, vieni! Arrasta! Arrasta Massimo alla grandissima! Come sei messa a Pilinchetta, Massimo? Tranquillo. E a Pisellino? Tranquillissimo. E a Cembranella? A posto. Alla grandissima! Ma sei libri gratuito? Oh Massimo, guarda che io mi preoccupo per Grazie. te! Tu per noi sei il punto di riferimento! Sì. Tu sei il fulcro del nostro movimento! Tu sei la nostra stella polare! Grazie, sono veramente lusingato, ma Cioè. tu pensi veramente tutto questo di me? Pittica Sagazzara, Massimo! Ma Figarindi! Ma che Ma come viene da dire? Oh Massimo, tu sei sicuramente su Gorbaglio, a bocca sa sempre, Massimo! Devi vedere queste figure davanti agli ospiti che C'è abbiamo. non ci pozzo Grey, c'è Serena, sono troppo contento, sei sempre bellissima Serena. Ascolta un attimino, quando vuoi venire in discoteca da me a livello di comparsata, un cocktail, 2 fotografie, 2 autografi, non ci sono problemi, sei mia ospite, sei. Per le persone famose no problem. Ah, quindi posso venire anch'io? Scusa un attimino, ma tu sei una persona famosa, io! La chi sei un bellizzo, non mi dice! Addirittura bellizzo. Ascolta, oh bellizzo, se vuoi venire, vieni, paghi e fai la fila e poi ti fanno entrare. Mi raccomando, vestiti bene, ti metto a barra sei in folla. No, grazie, molto gentile. Ma ti stai facendo ti sto facendo impanicare. Sono ti stai un po' in depressione, deprimendo, sono. ma non ci sono problemi, Massimo, tieni, bevi. Cosa è questa? Oh Massimo, bevi tranquillo, questa qui è la classica bevanda più bevuta nei peggiori bar. Di Caracas. Di Mogorella, Massimo. Ma sempre con Mogorella a dare in ma ci hai lasciato il cuore. Di più, Massimo, 168 euro, 8 Velox, a Rory Cioè, bevila, Massimo, bevila. Che schifo, ma dai, stai, è Massimo, è acido. un misto, è acqua tonica, Gil, limonello e a mucchina, Massimo. Ma mi vuoi sboccire a mucchina? Ma mi stai dai. scherzando? È per disinfettare non saccattare. questo. Al limite ti si secca un po' la gola e rimani caccia a caccia per 3 giorni, schifo. Massimo. Ascolta un attimino, che settimana dove hai organizzato? Abbiamo organizzato nel posto più bello e pieno di vita della a Sardegna. Porto Cervo. A Nora Gugume, Massimo! Dovevi vedere. Vita, ce n'era. Era una seratona indimenticabile. Abbiamo organizzato Miss Culetto d'Oro, Massimo. Dovevi esserci. Posso immaginare. Abbiamo selezionato di tutto, Massimo. Dalla Miss Fondoschiena Mozzafiato alla Miss Culudroto Scofanato, Massimo. Mi immagino il livello della serata. Era una serata a livello molto culturale. In giuria, figurati, avevamo Emilio Fede, Lemone e Francesco Ghiani. Tutta gente arrapentata, Massimo. Storiacce? Una, Massimo, mamma mia, non mi ci pensi a pensare perché mi viene veramente la difterite, mi viene. Allora? Mamma mia. Ero impegnato a osservare molto attentamente la mercanzia delle partecipanti quando all'improvviso mi si piazza davanti questa tipa con un leggero problema di orecchia a sventola. Vabbè, no? aveva un leggero, cioè, una pronunciamento. Aveva 2 orecchie che sembrano 2 antenne paraboliche, Esagera. sembravano. Mamma mia, se ci attaccavi dei cuore ti potevi vedere tutta la Champions League. potevi vedere. Mi stoppa e mi dice: ciao bel topolino, a me. A te. Io sono la tua Minnie, non è che facciamo un cartone animato assieme. E tu? Tappuno, cosa? Magali Minnie, oh Dumbo! Magali, fammi ma piacere! per favore, Ma ma cosa da dire alla Spessari! ragazza? Mamma Maria, Ma la suoneria? Perché? Ma sei cretino? Perché è troppo alta? Era troppo alto, Gli gli abbasso un po' il volume. Scusa un attimino. Sì, pronto? Chi sei? La bellicetta! La chi ma si chiama Cocca, la chi sei una chiardanca. Oh, piattola! Ti ho detto che non mi devi più chiamare Masarroscio. Aspetta un attimino. Massimo, chi sono a lui? Avviliscila, Massimo, avviliscila. con che scopo? Scrabiola, lo sempia, la sta dus. Bravo! Ha chiuso. Grazie, Massimo. Ma che ne viene? Mamma mia, mi sta ristressando, ma mi chiama a Cocca, non mi posso... PRMM! Aspetta, Massimo! Ma la mamma è qui, signora grazie. Oh, signora grazie. Ah? Bello billo che Irene. Facciamo un'inquadratura per vedere se somiglia a zia Ninna o al PRMM. Eccola qua. Oh.